Una rosa è per sempre, come è per sempre il nostro Parco Giardino Sigurtà. E qui le rose sono ovunque, non sono solo lungo il Viale delle Rose, ma sono sui paletti, sono tappezzanti, le troverete in ogni dove fino a giugno inoltrato. Non perdetele! Siamo sulla collina vicino al Poggio degli Imperatori, verso la Valle dei Daini, quindi siamo sulla curva che poi porta nella parte agricola. E questa curva è decorata da tutta una serie di varietà di rose tappezzanti. Le rose tappezzanti sono molto rustiche, molto robuste, durano tutta l'estate quasi, fino ad arrivare quasi all'autunno, sono diverse varietà, dalle semplici rose canine fino insomma alle roselline inglesi più piccole bianche. Della rosa ci sarebbe da parlare per secoli, perché la rosa è un fiore perenne, a seconda della varietà ha significati diversi, per esempio la rosa gialla, se viene donata, indica la gelosia, la rosa rossa è il classico, la rosa rossa di San Valentino, ma poi c'è un posto speciale dove vi racconterò di una rosa rossa molto speciale. Questa parte di giardino con la rosa che cammina, diciamo, è stata voluta poi mano a mano che il giardino si è allargato e si è allargata la parte dell'irrigazione e quindi per coprire anche questa zona, e sotto c'è comunque tutta l'irrigazione che va verso la collina, una serie appunto di roseti molto rustici come vi dicevo. Questa è una parte poi di rosa antica, molto decorative sono anche gli stessi finti frutti della rosa che d'autunno decorano la pianta di un bel rosso squillante. Quindi non sottovalutate la rosa, che è una moglie fedele. Siamo alla Valle dei Daini e qui, quasi nascosta, c'è una rosa molto molto particolare, che è la rosa cocktail. La rosa cocktail andava molto di moda tra gli anni 80 e 90 e poi è andata un po' a decadere e però ancora adesso rifiorisce invece nei giardini. È una rosa rampicante e qui nasconde un paletto. Pensate che nel Parco Sigurtà tantissime rose sono rampicanti su dei paletti che una volta erano cartelli di indicazione del giardino. E i titolari, per non vedere i paletti, perché facevano un po' poco bello, e per coprire di bellezza anche quelli, hanno sistemato in ogni supporto, fateci caso se ci visitate, delle rose che si arrampicano e che decorano le strutture che una volta erano strutture indicative poi del giardino. Le rose cocktail fanno capolino spesso, anche nella zona dei banani, se venite a salutarci, nella zona prima del viale della fattoria ce ne sono alcune. La particolarità di questa rosellina semplice è che cambia colore, per cui quando è giovane, appena sbocciata, ha una ghiera, vedete, ha un colore giallo all'interno proprio della corolla. Più diventa matura, e in questo caso la rosa sta maturando perché sta andando a fine fioritura, più diventa chiara, più diventa bianca e quindi si può trovare sulla stessa pianta un doppio colore molto particolare e è una delle mie rose preferite perché è molto molto elegante. Non perdetevela. Queste rose, vedete, questa ciuffo ha la doppia fioritura, quindi una fioritura giovane, gialla, più, come dire, più viva, e poi una fioritura matura invece con la ghiera poi di petali bianca e rossa.